Buonasera da Leandro Maggi, lo vedi in diretta, preso nel backstage del suo spettacolo Sergio Ricci. Sergio Ricci, uno dei più famosi cabarettisti della provincia di Rovigo, sei il più famoso. Dopo non so, no, diciamo che qualcosina lo sono anche fuori, dai, anche a livello nazionale ed internazionale, e lo dico con orgoglio perché Ma caspita, questo ci tante fa cose, tante sono fine qualche anno fa. come a me fa piacere essere tuo amico, quindi... Fa piacere. Allora, Ma senti, anch'io sono così. sì, come va? Come va il mondo dello spettacolo? Dopo Allora, sto prima di Covid, tutto saluto gli amici che ci stanno vedendo in questo momento. Dirò che fortunatamente la temperatura da oggi si è passata di 1,5 gradi, il che si sta abbastanza bene. Pensate, dà fastidio persino alle zanzare, non ci sono le zanzare. Quest'anno poi non sono. No, quest'anno ci sono. Quest'anno ci sono. Allora dicevo, gli spettacoli stanno andando bene dopo 2 anni e mezzo di tiramento di cinghia. Finalmente si sta muovendo qualcosa, io mi sto rimettendo, diciamo, piacevolmente al mio lavoro, perché ero un po' così, un po' perso, e dicevo, cavolo, quasi non si fa più niente, capisci? Però adesso insomma ci stiamo riprendendo abbastanza bene. Tu hai cominciato negli anni 80, quindi possiamo dire che hai 40 anni più o meno di... Però, E quindi la domanda è... diciamo, sì, iniziato, penso che uno dei primi spettacoli, ricordo sempre, un aneddoto che io ricordo con piacere, l'ho fatto a Contarina, allora Contarina, Portoviro, che mi ha invitato, ricordo sì, vabbè, allora facevo il mio primo spettacolo in Capodanno, nel Teatro Tecnico. E quindi, primo spettacolo 40 anni fa, in 40 anni come è cambiato il mondo dello spettacolo? Cioè tu hai fatto, anni 80-90 hai fatto veramente numeri folli, il 2000 poi dopo, cos'è stata forse quello che ha Ma l'evoluzione dello spettacolo, diciamo anche per esempio il telefono che prima non c'era, adesso ti chiami, ti guardi i fotografi, ti fai i filmati, queste cose qua. Cioè, è già uno spettacolo questo, tutti sono protagonisti, capisci? Quindi un po' diciamo, noi artisti, quando non c'erano tutti questi mezzi tecnologici, eravamo un po' di nicchia, capisci, le battute che andavo ad ascoltare, un cabarettista, che bello, sai che forte le battute, quindi comunque un po' la televisione che fa parte del nostro settore, ma dopo aggiungendo tutta questa tecnologia, che adesso con un telefonino puoi fare televisione, quindi allora battute di gente che si improvvisa, anziché ha voglia di fare però fa un altro lavoro, e un po' fanno un po' tutti i comici, un po' tutti i cantanti, un po' tutti i politici e un po' tutti, come si dice in gergo, influencer da tastiera. Questo e quindi diventa un po', è cambiato molto, insomma, dopo sai, tanti ragazzi, tanti giovani, tante nuove leve sono venute sue, quindi noi che siamo un po' più grandicelli, un po' meno freschi, quindi siamo un po' così, siamo lì, si naviga bene, però cioè, non abbiamo più la curiosità che può avere un ragazzo giovane, fresco. Allora, io ho seguito i tuoi spettacoli forse da 40 anni a questa parte, ti ho seguito. Tu tra l'altro sei uno degli imitatori più bravi, poi io sono anche un amico, quindi gli amici devono fare i complimenti, è vero, tu sei un grande imitatore. No, è vero perché se lo dici così tanto per darmi soddisfazione, guarda che più No, hai ragione, no, dai, sai che lo dico perché ci credo. Sei anche un grande cantante, cioè, la musica com'è cambiata? Nel senso che il rap, io leggevo una cosa di Fossati, che è una cosa giusta. Adesso noi anzianotti non riusciamo a vedere bene la musica, adesso ci sembrano dei trogloditi che si affacciano alla musica, però rispetto a noi sono molto più freschi, ci mettono molto prima a fare un disco, una volta per fare un disco ci voleva una casa grazie alla tecnologia lo puoi fare anche tu a casa, oggi esatto. col telefonino lo fai, ci metti lì la batteria, quindi, le cose, però c'hai questo, un'infarinatura musicale, lo fai. Però questo amplifica il fatto che uno può dire tante cose in più senza avere la mediazione. Quella la tecnologia, la fortuna è questa, che ti dà la visibilità, magari fai qualcosa di piacevole
e sei subito vai al top, sei già conosciuto, capisci? Questo è buono. Il direttore di palco ha detto stringiamo perché deve cominciare lo spettacolo. Ah, va bene. Meglio così. No, Quindi buon spettacolo, naturalmente adesso seguiremo la tua performance come sempre. E Sergio Ricci, lui è un grande polesano. le zanzare cominciano a arrivare. Allora Zazzare che hai detto che non ci sono. Idemo. A voi. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Sergio, grazie ancora. Ciao. Ciao.